Giacomo Quino, allenatore del Forni qui a Vodda per questo primo derby stagionale. Come hai visto la partita, Giacomo? Una partenza un po' da brivido per voi, poi siete riusciti in finale quasi addirittura a pareggiare sotto i 3 gol. Ma sicuramente non siamo entrati con la giusta motivazione, la giusta testa, insomma, primo test serio dell'annata, poi condizionato da diverse assenze, ero senza centrocampo, sono trovato un po' mettere gente fuori ruolo, mentale, però non è una scusante perché se entra col piglio giusto come abbiamo fatto nel secondo tempo ci si può giocare alla pari con tutti, insomma. Certo, si è visto la sensazione da fuori che lo Vodda avesse un'amalgama, una intesa tra le parti che ovviamente a voi mancava sia per l'assenza dei giocatori sia perché siamo anche all'inizio del campionato, magari con alcuni cambiamenti col tempo avrete tempo di, insomma, di trovare gli equilibri giusti. Sì, siamo in fase di assestamento, ovviamente uomini come Luca Pilli, fuori quota come Beniamino, Florenzi, sono gente di esperienza che ti garantiscono degli equilibri, però un test positivo, ho visto, specie nel secondo tempo, dei ragazzi che sono entrati, delle cose che non avevo ancora visto nelle amichevoli, tipo Vari Carotti, Mesina, De Lobo. Ecco, sei rimasto alla guida del Forni con quelle aspettative rispetto all'anno scorso? Le aspettative ovviamente di migliorare la stagione scorsa, insomma abbiamo d'accordo con la società fatto una rosa un po' più ampia per avere più scelte, un po' più di qualità e soprattutto ragazzi con maturità, con persone mature, aggiungendo ovviamente il valore calcistico. L'anno scorso eravamo numericamente troppo stretti, diciamo. Certo, coperta corta, insomma, poi quando arriva l'inverno bisogna... E il campionato poi è molto più duro secondo me dell'anno scorso. Anche il fatto che ci sia un fuoriquota in meno sicuramente influizeranno. Sì, un po' in meno, poi ho notato che sono scesi molti giocatori della categoria anche d'eccellenza, qualcuno interregionale, giocatori di esperienza, sono 3 anni che vanno a migliorare ovviamente sia per i ragazzi che si stanno affacciando alla prima squadra e sia gli altri che giocavano in categorie inferiori. Le tue favorite per il campionato? Non l'ho inquadrato ancora bene, però direi sicuramente Bosa, a parte per il valore dei giocatori anche per la mentalità bosana che noi conosciamo abbastanza bene, e poi devo inquadrare Ossese e Cusassari. Sicuramente le squadre del Nord Sardegna molto attrezzate, ma qui in Barbagia sarà difficile fare Poi c'è punti. da vedere le 3, Ilva, Porto Torres, Castelsardo, veramente con le Bastiere che sono società gloriose in cui possono Certo. sempre durante l'annata fare degli accorgimenti giusti. Benissimo Giacomo, noi ti ringraziamo, comunque un grande in bocca al lupo per la partita di ritorno, insomma vi basta vincere con un gol di scarto per qualificarvi e ovviamente per la stagione sempre alla guida del Forni. Grazie a voi.